Qui in via Colombara, a Merlengo di Ponzano Veneto, della pista ciclabile è visibile solo il tracciato in ghiaia, con l'erba che cresce tra i cartelli di lavoro in corso. Il cantiere era iniziato l'anno scorso, ora è tutto fermo. Chi percorre questa strada che collega il comune di Ponzano Veneto a Treviso ha un'opinione certa: la pista ciclabile è indispensabile. Qui è da un anno che i residenti attendono la pista ciclabile. È una strada pericolosa? È pericolosa, sì, sicuramente, perché ci sono tante macchine e la strada è stretta. Pedoni e biciclette sfiorate dalle automobili che sfrecciano a forte velocità, ma alla necessità di sicurezza si unisce la delusione dei residenti. Per loro i lavori dovevano essere già finiti. Quando un comune comincia una cosa dovrebbe finirla, no? E invece che comincia tutto dopo che sta tutto là. No, non so che intenzione che ha di fare una strada di questa maniera qua, no? Volevo andare in comune a chiedere al sindaco come mai non viene ultimata la pista ciclabile. La domanda sul perché i lavori della pista ciclabile siano fermi siamo andati a farla al sindaco Monia Bianchin. Una cosa sottolineo, non è un'opera del comune, è un'opera che deve essere realizzata da un privato che ne ha ottenuto un beneficio da una convenzione fatta con il comune, per cui non è il comune in primis che deve fare il lavoro, ma è il privato. I tempi di realizzazione? Allora, sono previsti 3 stralci di intervento nel progetto che è stato presentato in comune, che prevede l'ultimazione delle opere in un arco di tempo massimo di 3 anni. Siamo ancora nella fase del secondo anno, per cui ci sono ancora la possibilità di poter utilizzare tempi più ampi. Ha avuto una battuta di arresto negli ultimi mesi per una questione legata a liquidazione di uno stato avanzamento dei lavori, ma a breve dovrebbe riprendere. Per cui lei chiede di pazientare un attimo ai residenti. Io chiedo sì di pazientare, l'opera è importante per l'amministrazione, è un'opera strategica e di collegamento, però non dipende esclusivamente dall'amministrazione comunale, dipende effettivamente dai rapporti che ci sono tra l'impresa, questo privato, in virtù anche di questa convenzione che è stata firmata.